Sindaco, un incontro fortemente voluto da lei, anche abbastanza tranquillo stranamente, pensavo di trovare lunghi coltelli, quindi la popolazione secondo lei sta accettando di buon ordine questa vostra Sì, proposta? esatto, è un incontro che è stato voluto ovviamente dall'amministrazione comunale, ma anche dal comandante della polizia locale, perché comunque siamo obbligati ad informare. Quindi ieri sera con i residenti, oggi con le attività produttive della città, ma un incontro veramente molto tranquillo. Io ho detto parlate tranquillamente, dite le cose, le vostre necessità e esigenze, poi noi andremo a recepirle, eventualmente anche a modificare le delibere di giunta e anche il disciplinare, insomma, della ZTL. Quindi non c'è nessuna voglia di vessare i cittadini, i commercianti, c'è voglia di collaborare e con l'unico risultato che è quello comunque di mettere ordine nel centro storico di Chioggia. Ecco, tra le criticità i parcheggi. E Sì, voi, beh, lei ha annunciato che state progettando parcheggi o addirittura un esattamente. secondo Io, piano. io ho sempre detto che se fossi stato sindaco, diciamo, non avrei progettato prima la ZTL e poi i parcheggi. Prima avrei pensato ai parcheggi e poi avrei pensato alla ZTL. La ZTL noi ovviamente ce la siamo ritrovata, dobbiamo gestirla e la stiamo gestendo nel migliore dei modi, insomma. Ecco, abbiamo aperto anche la libera circolazione in Calle San Giacomo e Corso del Popolo in direzione Borgo San Giovanni, perché inizialmente era pensata proprio tutta la chiusura del centro storico, quindi ripeto, stiamo venendo incontro a tante esigenze, ripeto, sia dalle attività produttive che dei residenti, però insomma penso che si possa partire finalmente e poi eventualmente strada facendo saremo pronti anche, ripeto, ad integrare anche le delibere di giunta, a capire eventuali deroghe, cosa inserire, cosa non inserire, però c'è tutta la volontà di andare d'accordo perché non c'è nessuna volontà di diciamo, mettere in difficoltà i commercianti che tengono vivo il nostro centro storico, è un valore aggiunto perché Chioggia è un centro storico importante, bello, però non è solo residenziale, Chioggia centro storico è anche ricco di tante attività, ecco, quindi dobbiamo pensare di salvaguardare anche queste attività. Cronoprogramma per i parcheggi? Ecco, bravissimo, ecco il discorso dei parcheggi, ripeto, è una piaga che ha la nostra città e sentiamo veramente l'esigenza di lavorare, ma su questo stiamo lavorando da quando siamo arrivati, è che crearne di nuovi, anche ovviamente capienti, non è così semplice. Comunque una cosa è certa, stiamo lavorando per creare i parcheggi, dei nuovi parcheggi ai saloni, quindi vicinissimi al centro storico di Chioggia, stiamo lavorando ovviamente per creare quei parcheggi famosi spostando i bus a Borgo San Giovanni e poi stiamo pensando eventualmente se aumentare di un piano il parcheggio che c'è all'Isola dell'Unione. Quindi potenzialmente nel giro di pochi anni potremo contare anche su circa 1 migliaio di posti auto in più.